Buongiorno cari amiche e cari amici. Oggi vorrei leggervi un racconto tratto da questo libro. È un libro di Oscar Wilde, Il principe felice, una casa di melograni. È un racconto che ci leggeva la nostra maestra delle scuole elementari, quindi tanti anni fa. Alla fine di ogni giornata scolastica, la nostra maestra per una mezz'oretta si dedicava alla lettura, ci leggeva dei racconti, ci leggeva dei libri e questi racconti mi piacevano particolarmente. E poi sono passati gli anni, me ne sono dimenticata. Ma un paio d'anni fa, così girovagando in una libreria, come mi piace spesso fare, mi sono imbattuta in questo libro e l'ho riconosciuto immediatamente e l'ho riletto con molto piacere. Adesso vorrei leggervi uno di questi racconti, sperando che vi piaccia e che lo possiate trovare bello, interessante, come è stato per me tanti anni fa e come è stato ancora adesso. Bene, il titolo di questo racconto è Il gigante egoista. Ogni pomeriggio, appena uscivano dalla scuola, i bambini avevano l'abitudine di andare a giocare nel giardino del gigante. Era un bel giardino grande, con erba verde e soffice. Qua e là, sull'erba, si drizzavano fiori belli come stelle e c'erano 12 peschi che a primavera si aprivano in delicati fiori di rosa e perla e in autunno davano frutti succosi. Gli uccelli si posavano sugli alberi e cantavano con tanta dolcezza che i bambini interrompevano i loro giochi per ascoltarli. Come siamo felici qui, si gridavano l'un l'altro. Un giorno il gigante tornò. Era stato a far visita al suo amico, l'orco della Cornovaglia, e si era trattenuto da lui per 7 anni. Alla fine dei 7 anni aveva detto tutto quanto aveva da dire, perché aveva una conversazione limitata, e decise di tornare al suo castello. Quando arrivò, vide i bambini che giocavano nel giardino. «Che ci fate qui?» esclamò con voce molto burbera, e i bambini scapparono via. «Il mio giardino è mio», disse il gigante. «Questo lo può capire chiunque e non consentirò a nessun altro che a me di giocarci». Così vi costruì un alto muro tutt'intorno e mise un cartello. «Vietato l'ingresso, i trasgressori saranno perseguiti a termini di legge». Era un gigante molto egoista. I poveri bambini non avevano dove giocare. Cercarono di giocare lungo la strada, ma la strada era piena di polvere e di sassi e a loro non piaceva. Alla fine delle lezioni gironzolavano intorno alle alte mura e parlavano del bel giardino all'interno. Come eravamo felici lì, si dicevano. Poi venne la primavera e in tutto il paese vi furono piccoli fiori e piccoli uccelli. Solo nel giardino del gigante egoista era ancora inverno. Gli uccelli non ci andavano a cantare perché non c'erano bambini e gli alberi si dimenticarono di fiorire. Una volta un bel fiore affacciò la testa dall'erba, ma quando vide il cartello si dispiacque talmente per i bambini che scivolò di nuovo nella terra e si rimise a dormire. I soli contenti furono la neve e il gelo. «La primavera ha dimenticato questo giardino», esclamarono. «Vuol dire che ci abiteremo tutto l'anno». La neve coprì l'erba col suo gran mantello bianco e il gelo dipinse d'argento tutti gli alberi. Poi invitarono il vento del nord a fermarsi da loro e lui venne. Era tutto impellicciato e ruggì nel giardino da mattino a sera e abbatté i comignoli.
Questo è un posto magnifico, disse. Dobbiamo invitare la grandine che ci venga a trovare. Così venne la grandine. Ogni giorno, per 3 ore, crepitò sul tetto del castello, finché non ebbe rotto la maggior parte delle tegole. E allora si mise a correre incessantemente intorno al giardino, più forte che poteva. Era vestita di grigio e aveva l'alito come ghiaccio. Non capisco proprio perché la primavera tarda tanto, diceva il gigante egoista, quando, seduto alla finestra, guardava fuori il suo giardino freddo, bianco. Spero che il tempo cambi. Ma la primavera non venne mai, e nemmeno l'estate. L'autunno diede frutti d'oro ad ogni giardino, ma niente al giardino del gigante. È troppo egoista, disse. Così qui era sempre inverno e il vento del nord e la grandine e il gelo e la neve danzavano qua e là tra gli alberi. Una mattina il gigante se ne stava a letto quando udì una bella musica. Gli suonò così dolce alle orecchie che pensò dovessero essere i musicisti del re che passavano. In realtà era solo un piccolo fanello che cantava davanti alla sua finestra, ma da tanto tempo non sentiva cantare un uccello nel suo giardino che questa gli parve la più bella musica del mondo. Allora la grandine smise di ballargli sulla testa e il vento del nord cessò di ruggire e un profumo delizioso lo raggiunse dai battenti aperti. Secondo me è finalmente arrivata la primavera, disse il gigante, e saltò giù dal letto e guardò fuori. Che cosa vide? Vide uno spettacolo meraviglioso. Da un piccolo buco nel muro si erano insinuati bambini, che ora sedevano appollaiati sui rami degli alberi. Su ogni ramo a lui visibile c'era un bambino, e gli alberi erano talmente contenti di riavere i bambini che si erano coperti di fiori e agitavano delicatamente le braccia sul capo dei bambini. Gli uccelli volavano qua e là e cinguettavano di piacere. E altri fiori si affacciavano a guardare dall'erba verde e ridevano. Era una scena bellissima. Solo in un angolo era ancora inverno. Era l'angolo più remoto del giardino e conteneva un bambino ritto in piedi. Questo bambino era così piccolo che non arrivava ai rami dell'albero e vi girava tutto intorno piangendo amaramente. Il povero albero era coperto di ghiaccio e di neve e aveva sopra il vento del nord che soffiava e ruggiva. «Sali, bambino», diceva l'albero, e piegava i rami più che poteva, ma il bambino era troppo piccolo. A quella vista il cuore del gigante si squagliò. «Come sono stato egoista», disse. «Ora so perché la primavera non voleva venire. Metterò quel bambinetto in cima all'albero e poi abbatterò il muro e il mio giardino sarà riservato ai giochi dei bambini per sempre». Gli dispiaceva davvero quello che aveva fatto. Così scese furtivo al piano di sotto e spalancò senza rumore il portone e uscì nel giardino. Ma alla sua vista i bambini si spaventarono tanto che scapparono via e nel giardino tornò l'inverno. Solo il bambino più piccolo non fuggì, perché aveva gli occhi talmente pieni di lacrime che non vide avvicinarsi il gigante. E il gigante gli si avvicinò alle spalle silenziosamente e lo prese con delicatezza nella mano e lo posò sull'albero. E l'albero fece immediatamente sbocciare i fiori e gli uccelli vennero a cantarvi sopra e il bambinetto tese le braccia e le gettò al collo del gigante e lo baciò. E gli altri bimbi, vedendo che il gigante non era più cattivo, tornarono di corsa e con loro tornò la primavera. «Il giardino è vostro ora, bambini», disse il gigante, e prese una grande scure e abbatté il muro. E andando al mercato delle 12, la gente trovò il gigante che giocava con i bambini nel giardino più bello che si fosse mai visto.
Tutto il giorno giocarono e la sera tornarono dal gigante a salutarlo. «Ma dov'è il vostro piccolo compagno?» disse questi. «Il bambino che ho messo sull'albero». Il gigante gli voleva bene più che a tutti gli altri, perché ne era stato baciato. «Non lo sappiamo», risposero i bambini. «È andato via». «Dovete dirgli di non mancare domani», disse il gigante. Ma i bambini dissero che non sapevano dove abitava e che non l'avevano mai visto prima. Il gigante fu molto gentile con tutti i bambini. Eppure quel suo primo piccolo amico gli mancava sempre e spesso parlava di lui. «Come mi piacerebbe rivederlo», diceva. Passarono gli anni e il gigante si fece molto vecchio e debole. Non poteva più giocare, perciò si metteva in una gran poltrona e guardava giocare i bambini e ammirava il suo giardino. «Ho tanti bei fiori», diceva, «ma i bambini sono i fiori più belli di tutti». Una mattina d'inverno guardò fuori dalla finestra mentre si vestiva. Ora non odiava l'inverno perché sapeva che era soltanto la primavera addormentata e che i fiori stavano riposando. D'un tratto si strofinò gli occhi dalla meraviglia e guardò e guardò. Era certo una vista meravigliosa. Nell'angolo più remoto del giardino c'era un albero coperto di bellissimi fiori bianchi. Aveva i rami d'oro e frutti d'argento ne pendevano e sotto c'era il bambinetto che aveva amato. Il gigante corse da basso pieno di gioia e uscì nel giardino. Attraversò in fretta il prato e andò verso il bambino. E quando giunse vicino al suo viso diventò rosso dall'ira e disse: «Chi ha osato ferirti?» Perché sulle palme delle mani del bambino c'erano i segni di 2 chiodi e i segni di 2 chiodi erano sui suoi piedini. «Chi ha osato ferirti?» gridò il gigante. «Dimmelo, che io possa prendere il mio spadone e ucciderlo». «No», rispose il bambino, «queste sono le ferite dell'amore». «Chi sei tu?» disse il gigante. E uno strano timore gli cadde addosso e si inginocchiò davanti al bambino. E il bambino sorrise al gigante e gli disse: «Tu una volta mi hai permesso di giocare nel tuo giardino. Oggi verrai con me nel mio giardino, che è il paradiso». E quando i bambini corsero nel giardino quel pomeriggio, trovarono il gigante che giaceva morto sotto l'albero, tutto coperto di fiori bianchi. Bene, spero che questo racconto vi sia piaciuto, spero che possiate passare una bella giornata e ci rivediamo presto. Un abbraccio a tutti.